Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Bene, oggi iniziamo con una piccola pillola perché ho ricevuto delle segnalazioni via privato, via chat, via email e anche per telefono che mi chiedono ma io ogni tanto entro in qualche social e c'è qualche maestro, qualche guru, qualcuno insomma che mi dice fai di qua, fai di là che ti mando luce colorata, ti accresco di qua, ti accresco di là, facciamo dei centri di angeli colorati, insomma tutte queste cose qua. E tu Marietto, cosa mi consigli? Io di solito sto molto neutro su questa faccenda perché in fondo ho una mia visione, però oggi vediamo un po' come valutare la cosa e come essere guardinghi in queste nuove correnti di New Age, di mani che mandano luce, insomma, perché dovete sapere anche che purtroppo ci sono angeli lupetti vestiti da angioletti e via dicendo, lo diceva anche quel tale che hanno messo in croce 2000 anni fa. Allora, cosa bisogna vedere prima di tutto? Prima di tutto bisogna vedere la qualità dell'anima, del corpo eterico di quella persona che magari vuole costruire in realtà un egregore per poter poi nutrirsi di quelle persone a cui si affidano, soprattutto se la cosa è gratuita, soprattutto la cosa è fatta un po' da New Age, un po' da vogliamoci tutti bene e via dicendo. Oggigiorno non c'è nulla di gratis e qualsiasi cosa che uno dà deve avere per forza in contropeso qualcos'altro. Bene, detto questo lasciamo un po' parlare il nostro pendolino. Ad esempio, ipotizziamo che arriva a Pippo Pappo e ci vuole dire ecco stasera ci incontriamo tutti e io incomincio a darvi col mio flusso che viene dall'universo la luce bianca degli arcangeli epifete pafete, no? Chiaramente questo invito, se uno magari è un attimino sotto pressione, se ha bisogno, se sente che è un po' destabilizzato, fanno gola. Poi coi tempi che corrono, se gratis, corre di sicuro. Bene, allora corriamo subito in aiuto con il quadrante radiostesico per la valutazione e chiediamo se noi possiamo pesare, si può dire, valutare il soggetto che abbiamo di fronte anche se dentro un social, no? Un social che potrebbe essere di qualsiasi tipo. Vediamo, allora lo chiamiamo Pippo Pappo. Allora, chiediamo al nostro pendolino, posso valutare Pippo Pappo? Chiaramente sul computer o sul cellulare mettete il soggetto e lo fissate bene. E Pippo Pappo ci dice che noi possiamo valutare, anche se a distanze, il Pippo Pappo col circuito Bovis. Così noi con questo sistema vediamo subito di che qualità è l'anima, se è un'anima antica o è un'anima tribolata che vuole fare solamente un egregore. Per sapere cosa è un egregore lo vedremo nelle prossime pillole che il vostro Marietto Veneziano vi farà. Quindi prendiamo il nostro quadrante radiostesico per valutazione e abbiamo capito che possiamo controllare Pippo Pappo. Togliamo il quadrante e voilà. Ecco il circuito radiostesico, quadrante radiostesico per la ricerca delle frequenze Bovis che voi potete scaricare gratuitamente dal sito ilcapitano.altervista.org nel PDF del Marietto Veneziano. Quindi prendete il pendolino e andiamo a pesare Pippo Pappo. E Pippo Pappo vediamo che è un po' messo male. Insomma, lui parlerà, canalizzerà degli angeli pin pin pin, però vediamo che se arriva a 4000 bovis è già fortunato. Quindi già questo segnale ci dovrebbe dare un avvertimento. Allora, cari amici, detto questo, vuol dire che noi siamo entrati magari in un gruppo, di un social, che magari ci sono dei parassiti, magari anche quelli Pippo Pappo è ignaro, oppure magari si sta proprio costruendo un egregore per lui, aiutandosi di tutti questi mendicanti che cercano, perché alla fine si diventa mendicanti eterici, cercano delle soluzioni a basso prezzo, oppure magari cercano solamente un po' di, come si dice, di supporto, si può dare niente per niente.
E allora Pippo Pappo ne approfitta sotto sotto. Allora noi abbiamo visto che potevamo controllarlo e abbiamo visto che Pippo Pappo in realtà, insomma, non è proprio uno che canalizza angeli e forze universali e cosmiche, soprattutto gratis, perché l'egregore si nutre di noi. In altre parole, alcuni sono proprio dei vampiretti, vampirosi, eterici, e bisognerebbe stare lontano, ma andiamo avanti. Noi cosa possiamo fare allora per schermarci? Prima di tutto controlliamo se le operazioni Pippo Pappo che abbiamo visto che ha messo Maluccio a Bovis ci potrebbe servire realmente. E allora il vostro marietto, voilà, il quadrante radiostesico per valutazione del trattamento che ci voleva fare gratis. Lo prendiamo il pendolino e chiediamo: ma Pippo Pappo serve veramente a me? E il nostro pendolino ci dice che la situazione sarebbe diventata alla distanza, insomma, non delle più felici. E quindi già da qui dovremo avere le orecchie come il topo Gigio. Vedete? Voilà. La situazione sarebbe stata pericolosa, quantomeno pericolosa. E quindi capiamo che col quadrante per la valutazione anche di questo trattamento che Pippo Pappo con le luci strauniversali degli arcangeli, insomma, ognuno poi ne inventa di tutti i colori, no? Il chi, il co, il ca, insomma, ce n'è indietro, c'è un minestrone di super energie con i vari nomi più variopinti che sembra un carnevale, insomma. Oggigiorno vediamo che questa New Age ha portato santoni di tutte le specialità, soprattutto ce n'è di tutte, la legge dell'attrazione, la legge di qui, la legge di là, insomma ogni giorno numeri speciali. È un po' una lotteria, insomma, quando si entra in questi gruppi di fantomatici santoni. E quindi noi vediamo che già Pippo Pappo, oltre che essere male di Bovis, messo male, anzi gli consiglierei di controllarsi il cuore, magari quel soggetto, vediamo che quando manda della luce, insomma, chi se la becca, si becca magari qualche cosina di poco piacevole. E in più noi diventiamo pile per lui, perché è un egregore. Allora, visto questo, corriamo subito ai ripari. E il vostro marietto veneziano, voilà, dal sito il capitano.altervista ha qualcosina anche per voi. La prima cosa che noi dobbiamo vedere è il famoso circuito Apollonius. Vedete? Che ho già spiegato anche un'altra pillola, che serve per liberarsi delle larve astrali. A questo punto cosa dovete fare? Lo prendete, il vostro impianto, posizionate qui la vostra fotografia, prendete il vostro pendolino e incominciate a aggregare il vostro testimone al circuito Apollonius. Così che se avete avuto contatto o già il Pippo Pappo vi ha mandato della sua energia, facendovi diventare praticamente dei mendicanti eterici e vi ha vampirizzato senza che voi ve ne accorgeste, con questo sistema già incominciamo a tagliare un pochettino le appendici. Poi togliamo e lasciamo almeno 5 ore lavorare il circuito Apollonius. L'ideale sarebbe prendere il circuito per valutare il tempo, però in questa micropillola vi farò solamente vedere le cose principali di base. Fatto questo, posizioniamo il nostro circuito Apollonius in un posto sicuro e lo lasciamo 5 ore. E lo lasciamo lì. E poi il nostro testimone lo andremo a togliere. Ma vogliamo fare qualcosa in più. E qui entra in scena anche la croce cosmica. La croce cosmica è una croce vibrazionale che ha molteplici funzionalità. Protegge gli ambienti, ma protegge anche il nostro subconscio. E allora noi cosa dobbiamo fare? La guardate intensamente per 2-3 minuti e mentre la guardate interiormente dite Om, così che quando voi la fissate questa croce cosmica si mette nel posto più sicuro dell'universo, nel vostro subconscio, e resta impressa. E Colom l'aiutate a entrare. Ecco qua. Bene, spero di essere stato esaustivo in questa micropillola di pochi minuti per spiegarvi alcuni concetti. Quindi sempre occhio quando si entra
nei gruppi di questi vestiti di angeli, da arcangeli, da vogliamoci tutti bene, di qua e di là. Usate sempre il pendolino, state sempre guardinghi, perché questi santoni ogni tanto sono un po' dei vampiretti, non tutti, chiaramente c'è anche tantissime anime antiche che vogliono aiutare, ma c'è sempre qualcuno che fa il furbetto alle vostre spalle e vi vampirizza. Bene, detto questo, cari amici, vi saluto e vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti al canale di Hildegarda, di potervi iscrivere, o anche al canale del Marietto Veneziano. Ciao e alla prossima pillola!